De auguro, trumbitteri di stima e di amore, come i andatori di una orta, con s'abertula a coddu e sudri a chinzu, ando per i via del suo mondo, cantendo e intraghendo is canzones a suentu, pochi da sporti di assavarti chioliti. De auguro ando de minza o buffai, in sombra sempre birdi che confortata. S'acqua frisca chi zampillata e ristorata. Ando a ciccai vradisi. Poprazziri con issus, a un di mizza funta barrata siccasa, s'acqua de sudri mio limpia e clara, chi ona cumbonesa, che ne studa, con solo e biadesa, disigiatas decorus insirius. Deu puru torro a sa fontana sempre bia de su cantaru, a onde avettant i maistros de s'arte bella prus antica de s'omeni. Ischimanti convidau a sa topu di oi, po benedigi sa bundata de sa fatica chi porta Umbertula, po sa spadalia intre vradis avvesus a s'incanto dei sonus. E doi torru currendo, de mengianu chizzi innantis che su soli si pesidi e callentidi, e sa basca annappidi con il sfumo de s'airi, s'orizzonti limpiu e lucenti che d'angiriata. E ni misetzu, con su coro un frau de pregiu, in sapettu che s'acqua sanitosa chi sa onada, mi torrissiti. Come te canto, buffo in sudri mio, sempre preno, de crocculus ispantosus. Tanto, saludes a tutti cantos e benvenutos a sa 66 edizione del Premio de Literatura Sarda de Otieri. Abbiamo questa edizione con sos versos de Faustino Onnis, uno dei sos poetas più connotos e apprezzados in Sardegna. Occannu sono 100 anni da Sanaschi, da Faustino nascido in Santo Ainzu su 29 marzo del 1925 e è stato premiato in ambedue sezioni del Premio dei Otieri in 78 con sa poesia che Aziz inteso leggida da esa vicepresidente della giuria Anna Cristina Serra e vincitore Vinzal del premio de Sabrosa. È salmezzo maniera di avere questa edizione che a Faustino ha lasciato a Rastro Fungudos in Sardegna, questa è una fondazione che sta entregata a Issu in Seragios, Saida e Nue a Bivido e a Pesadosa famiglia, guidata da Salvizza. Luciana Onnis che è presente oggi e che salutiamo. E tanto queria cominciare con un applauso a Faustino Onnis. E quando siamo arrivati a sa fine di questa vaina manna, cominciata insomma scolato con sa poesia contivizzata da sa giuria del premio, ammento, saluto sos presenti e ammento che questa premiazione è andata in diretta in suo canale YouTube. Un saluto a chi è seguendo questa manifestazione in internet e vogliamo seguire a dare cara a sa poesia sarda e a zuare sos organizzatori del suo concorso a isparghinare questa vaina in tutti i mezzi di comunicazione. Best Finas è una pagina in Facebook, Premio Otieri, Premio di Letteratura Sarda de Otieri. E tanto cominciamo, vanno a essere come cada anno 3 sezioni.
una entregata a sa poesia, un'altra a sa prosa e un'altra a sa poesia a sa sezione tra poesia e cantico. Questa sezione che da aumentare sul mannos dei ottieri, sos poetas a bolu, ischide stottu canto, solunaro a chi è a solzofono chi non sono seguendo in internet, este sa patria de sa poesia a bolu, in che si è fatta sa prima gara in su 1896, grazie a s'idea di Antonio Cupellu ottieresu, ma in questa occasione bivini a terosotieresu spuru, come zio Giuseppe Pirastu e Francisco Morittu. E tanto entriamo in gara, Naramburgai, e cominciamo con sos saludos. Mi pare dovere a muttire sopra su palco a Vittorio Ledda, che è suo presidente del suo sozio, figlio di Tonino Ledda, che è suo fondatore del suo premio dei ottieri, che in questo anno ha dato un aiuto umano per lo amparo di Salimba e nos ha dato indittoso per la mantenere, la valorizzare, per dare dignità e fino a indiccoso per arrivare a una unificazione ortografica. Salutiamo a Vittorio. Un grazie di cuore. Benennidos poetas autieri. Questa era la frase che campeggiava, ricordo, di bimbo, quando gli artisti arrivavano ad Ozieri. Poeti, allora soprattutto poeti. Adesso la nostra 66esima edizione con 69 anni di vita, perché ricordiamo che l'anno 21 compiremo 70 anni, non si occupa soltanto di poesia e di lingua sarda, ci occupiamo di arte a 360 gradi e questo è quello che dico da un paio di anni. E quindi non si tratta più soltanto unicamente della serata di oggi, noi in effetti ci occupiamo di fare cultura tutto l'anno e quest'anno abbiamo iniziato a settembre con una serata dedicata a Publio Dui, dove il professor Dino Manca, curatore di un'opera su Publio Dui, Sacantones de Publio Dui, ha tenuto una stupenda serata in collaborazione anche con Simone Pisano e le letture di Angelo Lombardo. Dopodiché siamo riusciti finalmente ad aprire la Casa del Premio, quella struttura che io definisco meravigliosa ma che è ancora chiusa. È stata aperta grazie a un'opera meritoria soprattutto del vicepresidente Pierluigi Saba e del segretario Marco Fenudi durante Monumenti Aperti. È stata un'emozione immensa vedere i bambini che leggevano poesia in sardo e che non volevano andare via. Sono stati 2 giorni che ci hanno stimolato a chiedere aiuto. Chiedere aiuto a chi? Ma chi ci può permettere di tenere aperta questa struttura? Ricordiamo che questa struttura fu costruita tanti anni fa coi soldi dell'allora Comunità Economica Europea e fu costruita e dedicata alle opere in lingua sarda. Quindi io mi rivolgo ai politici presenti perché bisogna, secondo me, aprire questa struttura. Andiamo avanti e quindi abbiamo poi ieri inaugurato una mostra fotografica. Ci onora della sua presenza un grande fotografo, Ortu, che oggi fa le foto agli artisti e terrà praticamente la serata con le sue opere. Potremo poi vederle certamente nei prossimi giorni sui mass media. Finalmente abbiamo la serata di oggi, che è la serata clou, ma non finisce qui, perché lunedì e martedì saremo a Nuoro. Martedì mattina soprattutto ci sarà una relazione sul premio Ozieri e anche su mio padre. E andremo avanti ancora con una serata dedicata a un libro di letteratura sarda tenuto e scritto da Salvatore Tola. E poi quali sono i progetti? I progetti del prossimo anno, del 70° sono grandiosi, ve ne dico giusto un paio. Intanto finalmente avremo i nostri archivisti che dedicheranno una giornata per spiegare cosa è stato fatto delle opere del premio Ozieri. E poi in collaborazione col sindaco di Ozieri abbiamo una grande idea, quella di fare una riunione di tutti i sindaci i cui concittadini hanno vinto un primo premio all'Ozieri, 70 anni. Se riusciamo a fare questo penso che sarà un vero e grande successo. Il sindaco mi ha già detto che ci aiuterà e quindi non ho dubbi che andremo certamente bene. Inoltre, a questo punto i ringraziamenti.
E qui chiedo un grandissimo applauso ad Antonio Canalis, a Marco Fenudi e al vicepresidente Pierluigi Sava. Un grazie alle poetesse e ai poeti, agli amici del premio che ci seguono da ogni angolo del mondo, all'associazione Sena che tanto ci sta supportando, all'istituzione San Michele, alla ditta Eventu di Paolo Ventura. Un grazie alla Regione Sarda, alla Fondazione di Sardegna, alla Città Metropolitana di Sassari, all'Unione dei Comuni, al Comune di Ozieri, in particolare al Sindaco e all'Assessore alla Cultura e a tutti gli sponsor che ci sostengono. Infine ringrazio la nostra meravigliosa giuria, in particolare il suo presidente Dino Manca, oltre che tutti i componenti per il lavoro stupendo che stanno svolgendo in questi anni. Concludo con 2 comunicazioni. La prima, importantissima, il professor Attilio Mastino è stato nominato presidente onorario della giuria. Chiederei un applauso per lui. Ed infine una notizia che mi emoziona profondamente. Io ero bimbo e mio padre mi diceva che il premio nacque nell'ambito della festa della Beata Vergine Rimedio. È vero. La prima edizione fu proprio sul palco della Beata Vergine Rimedio. Quindi io ho avuto dei contatti con la presidente, la signora Cubedo, adesso non so se sia attualmente in sala o se ci sia un presidente che l'abbia sostituita, perché si parlava di elezioni imminenti. Bene, abbiamo deciso che dal prossimo anno il premio riprenderà la sua collocazione naturale e quindi si svolgerà la domenica o il sabato successivi alla Beata Vergine Rimedio, e questo è un grande miracolo, direi. Grazie a tutti. Vittorio, l'anno Duissio, sul premio dei Thieri non è solo poesia, ma in oggi si fa de arte, di cultura, di sterro, van a essere los premios entregados a chi è in questi anni ha dato luogo a sa cultura nostra, in tutte le arti, dalla musica, sa cultura, sa linguistica, tutto questo che pertocca da sa cultura sarda. Ma come entriamo in questa prima sezione di questo premio, questa sezione tra poesia e cantico, l'ha mollato, entregata a Antonio Cueddu, su Babbo Manno di questa poesia a Bolo. E tanto cominciamo con queste premiazioni, su ederese premios, l'ubinche Occannu, Sandro Biccai, desindia con sa poesia Itte Coro, leggete sa poesia Angelo Lombardo. A bestia, prego. Gian Bernardo si prepara, poi può leggere questa motivazione e consegnare il suo premio. Prego. Sandro Biccai con una deghina glossa. Maite Gorocichites, o signore dessa guerra, canto zasso dessa terra con sus ambini fundides, tante pago su pinnicco chi bollea coro e mente, non pensate a sa gente, ma a su conto più ricco. E punite sempre a ficco, a bucare in cunzanoa, e tuttora dende proa d'esse che na sentimentos. Se zimmere de drummentos, ma ite coro chiquides. Nudda vagen su piantos, de piseddos y pramados, cando si iden sepultados o intro ed omo tutto cantos, che na vive sosi pantos, de sa mezzo pizzinnia, conoscende dolui via, in sosoggio de sa mamas, mezzanas, tessite tramas, o signore de sa guerra. D'ogni cugia pare bona, non vi pode manco Deus, sun sosanno belle peus, con sa sarma sona, e punnate sa corona, moricende sa chicina, e t'impossa si in ruina boppelea messo mondo.
e che calan sempre a fondo canto zasso dessa terra. I canzate, nessi appena cussu coro che su ferro, ue come bessi ferro, da misciate, brotte bena. E luego, sabba selena, si calè d'ogni rancore, e con esso, su dolore de chi è troppo a sofferto, s'avirà passata in chesso, con suo sangue nei fundides. Sandro Biccai con il tegoro de Ghina Glossa, Gian Bernardo Pirudi legge questa motivazione. Profundidade etica e efficacia espressiva faghen de su componimento ite coro de Sandro Biccai, una testimonia manna de impinno civile, in su cale poesia, memoria e cussenzia ben in appare, con paraulas acuttadas e carcar de significu, s'autore resessiti abortare su dolu de un popolo intreu in uno jacus liricu potente. Ma ite coro giuides, o signores de sa guerra. Su testu, incanalado intro esa forma tradizionale de sa deghina glossa, denunzia da cun corazzu sa scrudelidade de sa guerra, con immagines chi si imprentano in sa mente e dimanda retoricas a chi faghene su leghidore partecipatore. Gai, tutto su male, de sa cronaca de custu tempu surdu, pode esser binchi d'un essi dai su bene mannu de sa poesia. A Sandro Biccai, che è presente in su premio dei Tiori dai su due Mizza e Deghe, ha partecipato a Teral Bortasa in sa sezione prosa e Occannun de Lea da su Ederes Premios in sa sezione tra poesia e cantico. Paghiamo su sa fotografia e naramos a si preparare a su vincitore del suo secondo premio, chieste il suo una vecchia conoscenza, si dia da narrare del suo premio di Ottieri, bene da esempio, scrive in Gadduresu, la prima volta che ha partecipato a questo premio non giochia da 8 anni. Siamo facendo di Gianfranco Garrucciu, che ha vinto in Ottieri su 2004 in sa sezione prosa, in su 2010 e su 2022 in sa sezione poesia. Inoltre vincere con sa poesia Tu sei macchina d'amori in Gadduresu e come non la leggete? Non la leggete Clara Farina. Sicuramente questa sezione è tra poesia e canto, tanto sa poesia che è cantata, se no non si comprende nulla. E chi vi che fida in oga Maria Luisa alla cantare, ma in mancanza di come tenere de gaddos occorren sos ainos, e tanto perdonate. Sta cantone è vilugnana e corsicana. Delicata come un fiori, facci spantu la vegora, di la grazia e l'almusura, di la grazia e l'almusura, tu sei macchina d'amore. Di li stelli lavatura se la spera luccichenti, alianti appunenti tu isprandi la luciura, la più bella, la più pura, al cupinto di colori, facci spantu la figura delicata come un fiori. Unde te non va tristura, e la gioia ti confaci,
se la femmina chi piaci, che d'ogni uomo ama giura. Se la femmina chi piaci, che d'ogni uomo ama giura. Tu sei d'un'alta statura, un dissupulo di cori, di la grazia e l'almusura tu sei immagina d'amori. Sei l'unguento che mi cura li viruti sanguinanti, la passione fulminanti, l'usintì che è una misura, dalle piani e dalla stura, un soffrì, non va midori, facci spanto la figura, delicata come un fiori. Più di te non va pittura, gli istanti che vinendi, e uiati soccamendi, e uiati soccamendi, tu da mamma va procura. Tu da mamma va procura. E palmelu tempo fura il mondo inidori di la grazia e l'almusura tu sei immagine d'amore. Clara, non ti fuasa che ti tocca da leggere questa motivazione pure. No, no? No, ma non mi lascia dire. Prof. Sa tradizione metrica gaduresa, con afficco, contivizzata, con afficco e limpieza. Sa poesia tu se immagina d'amore di Gianfranco Garrucciu, pone dai spicco, grazie a s'armonia lirica raighinata in un limbazzo simple e musicale, torrandenos sermosura de sa figura femminile, commente simbolo incurrumpido de grazia e bellesa, a medio de mazzinese lugentese e spantosasa. S'impreu creativo e virtuoso de sa rimasa, che accompagnano con durche sonoso e intonoso, so sentidos espressadoso, donano vigore a suo componimento che na imbrigliatura, che in imbrigliare so scunzettoso, si stile lineare a suo matessi tempo su raido de visiones e ammagiadorasa, pone da pare si identità poetica con una sensibilità letteraria forte. Grazie Clara, e ti facciamo stribagliare a cottimo che non vi teniamo su capo del gabinetto dell'assessore a San Massaria e tanto ti tocca da lo premiare pure. Mi immagino che date a fare che piacere questo. Dai, prego. Premia da Gianfranco Garrucciu Clara Farina. Poi la fotografia, l'ha nato Clara Farina, una poesia con sammetrica tradizionale della poesia di Gardura, sottonario, una metrica, una misura che è adatta a suo cantico. Questa fotografia di Giuseppe Ortu e siamo arrivati a su binchidore del premio di Occannu, che è un vizzino, un uomine connotto in tutta la Sardegna. Torniamo grazie a Gianfranco Garrucciu e montiamo su binchidore della sezione tra poesia e cantico del 2026 Antoni Nassio Garau de Biddobrana. Non fa che piacere meda questo premio a un uomo de Gabbale che
è sconnotto fino a dai spettatori della televisione che fa che programma in lingua sarda, ma a Beru in questo anno ha dato un azzuto umano pro s'amparo della lingua, a dare dignità a una lingua, a stessa dignità che gioca in satera lingua. Come non leggere questa poesia sua, che è una arrepentina, questa pure che li ha cantata, ma... Se ne faccio intendi sul ritmo, su melodia, su manco del primo verso. Non santi imparau dai bregungia dessa storia, non savarra sa memoria de dottui faina al malas, che pilloni se ne all'alda biveus cun infadu, avettendi su vadu vazza sommini brussaviu. Sa voce muda de Sarrannegu. Non santi imparau nuda i bregungia dessa storia, non savarra sa memoria de dottui faina malas, che pilloni se ne alas dal bifeus con infadu, avettendi chi su vadu fazza sommini brussaviu. Is ebreus, ma pagraviu, han connotto su strumento, campo de concentramento chi ha fatto sul nazismo, con s'aggiude su fascismo approntata a danza prazza. Su scimprori dessa razza a milioni sin da morto. Calli malli, calli tortu tenian cussas criaturas. A montoni in sepolturas agattanta sul reposo, de una vita senegosu, de una vita de tristuras, de una vita travessuras, de una vita disdicciata. Oi sa cosa è mutata, e furriata e sta s'impressi. Ma commenti poti dessi, chi de Palestina in terra si ammovi a mala guerra contra femminas, pippius, cun acciocus attrifius, a sa gente innocenti, fattus appostatamente, orrorosus e faddius. Avarraus atrudius. Se ne acqua, se ne pani, chi ne manca unu cani diminesci cussa sorti. Il lenzoro de sa morti, con creaturas imbodiadas, con i facci sbisuriadas, e in mammas attitendi, chi non podi ti comprendi cussa bomba de Israele. E con tutto questo felli, chi ingendra ad ogni ammalli, sa coscienza occidentali assammuda, castiendi. Itta tempo se ubifendi, ai noi bolleus andai, se ne manco sceus pesai una voce de arrennego. Grazie. Grazie a Antonio Ignazio Garau. Ultimo Gabriele Tanda per leggere questa motivazione, ad consegnare poi su premio sa presidente delle Lions de Ottieri. Leggere questa motivazione Gabriele Tanda. Sobera sa voce muda de Sarrennego, de Antonio Ignazio Garau, tene su preio de unire sa tradizione antica de su cantu, chi son tempor de oe. A dolumanno, prosu chi pertocca a sos argomentos cantados. Sa forma metrica de sa repentina saderetta, impreata in rigore, esposta a servizio de una denunzia civile fatta a Boghi Sparta. S'andanta cadenzata de sorversos, accumpanza eventos tragicos, iscuttinenne sa sensibilidade de sull'ezzitore, lighende memoria storica e desedade presente, ammentenne l'olocausto a un'ala e sa tragedia palestinese a Sattera. A Marduasa, cantadas che ingiustizia che una giustificazione veruna, ne risulta un'opera che zuga essa forza deve dare a suo pubblico de erisi e de oe. Siamo su presidente dei Lions de Ozzirieri che
di consegna da su premio, questa fotografia, grazie Gabriele. Naramus che noi sappiamo che Antonio Ignazio Garau vince i nove notieri 3 anni fa ha leato su premio in Samattessi sezione con sa poesia su Baballotti tra i tori. E Antonio Ignazio Garau partecipa da un montone premios in Sardegna e fino a secondo ha alleato 20 chimbe riconoscimento. E tanto torniamo grazie a Antonio Ignazio Garau, complimenti a Bero. Grazie Antonio Ignazio. Questa è una delle 96 poesie che sono arrivate in edizione del premio dei Ottieri, 80 chimbe sono poetas che hanno inviato queste poesie in solo, un lavoro manno per la giuria guidata dal suo presidente Dino Manca, che mettiamo sopra su palco, sa vicepresidente Anna Cristina Serra, e della giuria fanno in parte finalmente a Clara Farina, Duilio Caocci, Salvatore Tola, Cristiano Becciu, Simone Pisanu, Gian Bernardo Piroddi, Riccardo Mura, Gabriele Tanda, suo presidente onorario, suo professore Attilio Mastino, che è stato presidente di questa giuria, che salutiamo, è stato un piacere a Ludenerinoghe, e l'ha fatto Vittorio Sanna, ma l'ho fatto fin Sardeo, questione di amistà, di schimustotto. Un saluto a Antoni Canalis, che è stato per una trentina di anni suo segretario e s'anima del suo premio dei Ottieri. Grazie a Antoni. Prego, Dino. Grazie. Si intendete? Su premio Ottieri fundau in 1956, promore di Tonino Ledda, e scambiande che è scambiato su mondo. In questo ultimo anno abbiamo traballato come si toccat. Abbiamo fatto cose di importo umano, abbiamo tornato a pensare formas e contenutos, convintos come semus che la storia di una comunità è la storia des orlimbazzos che hanno su tempus plasmau cu sa matessa identitate. Su premio se sta perinde sempre di pruso a su mondo della comunicazione, dell'arte, della musica, della tecnologia. Se esponendo in sintonia chi in su sentido di una generazione nuova, chi pro tanto tempus è sta barrata a distanza, in trettos suos, forse spessande, nonché ne carchi resone, chi noi irfimu su vezzo, contras attesu tempur benidore. No ergai, atterar vortas, ma se intesu narrere, chi nuve bat letteratura, poesia, arte, musica, ba galania, ba pace, ba bellezza. In uve ba bellezza batti speranzia, pezzi sa bellezza atta a salvare su mondo. Si tratta di comprendere come si può fare, come podimus entrare, che a su sonno, in cusso sentidos. Ottieri abbarrata su nostro premio nazionale. Fa che parte della storia culturale, poetica e letteraria della Sardegna in plurlimbas. Ha contribuito alla diffusione della poesia sarda e ha aperto su cammino ad altri premios, che pro parte soro hanno azzudato e azzudano a fravicare queste scuole improprias che hanno occupato su loco della scuola italiana. Pro su resto, las opere desos autores sardos zicchini e zicchine stare a manera soro, intro de cusarlacanar de sentido, chi da me da tempus oramai, ambidus a letteratura in Sardegna in circa de caminos novos, pro sperimentare e rappresentare una terra che in forma simbolica
zichita essere sa protagonista de sos cantores e su tema prus appassionau de scrittura. Commente presidente de sa giuria, so traballande, grazie a sa collaborazione preziosa de Totu Cantoso, prosichire in questa direzione, convinto che non vi poden essere incursiadorios o rucraduras. La storia di un'opera letteraria non rappresenta un fatto statico, ma dinamico e muda. Issa nasciti da esattoppu de su risultato di un atto creativo, s'opera vravicandesi, pro la narrere con Gianfranco Contini, che insabilità de su lettore della collegare chinatero stestoso, pro la ponnere intro un sistema, un ordinzo de relazioni. Un azzudo umano, la dau vinza soccannus a giuria qualificata. Che ha ti separau poesia, scontos e cantones, a pustir de un analizzo attento de so stestoso e a pustis de sarreionos appassionaos. Essa giuria chinderettata, ammustrata e sostene essa linea artistica e politica de su premio. De valore sun sas persones e sas competenzias postas a pare. Linguistas, filologos, istoricos de sa literatura, poetas e studiosos han concurso che in passione e competenza, mudando esos addobios in palestras críticas, prenar de sabiduria e de acclaramento, zichinde sempre un metodo maieutico. La verità de su testo, nasciti da su confronto dialettico, nasciti da un'analisi comparata. Occannu, la partecipazione è stata manna. Semus crescende e questo è stato pro noi de consolo. In prusu, la qualità de esas poesias, de esos contos e de esos cánticos nos abbattiu prur de unu piacere. Semus addainantis di una crescita allentadora della produzione in prosa ed è un affortimento de cussa in versos. Esprusarta la presenza desar feminas e desor giovanos e belle totus ar limbar de Sardignas unus rappresentadas. Tutto questo non fa che ti sperare prosumenzus. Finza sinocche, narodeo, si va che si storia desa literatura e desar limbar nostras. Grazie. Grazie al suo Presidente che nos ha dato noval bonas su premio Creschede, bada giovanos, femminas che sono dando gara a sa limba e a sa cultura nostra. Su premio de Otieri non è solo poesia, non è solo prosa, l'ha molnato, dai cara fino a sas artes, a sa musica, a sa linguistica, a tutto su chi besta in ghirio de sa cultura. E siamo arrivati proprio al suo primo premio di importo che il premio di Otieri integra, su premio Occannu, su premio Otieri che anda a una personalità che ha dato un azzuto umano a spainare la cultura nostra in su mondo. E quest'anno viene integrato a un accademico di importo, su professore Michele Lopporcaro, che convidiamo a vestire sopra su palco, ad leggere la motivazione Simone Pisano. Salutiamo su professore Lopporcaro, benennido. Michele Lopporcaro, siamo su, sono manco fedales. Iso del 63 è ordinario in Svizzera, ordinario di linguistica storica dai su 2020 e è incaricato di linguistica generale in San Normale de Pisa in UE ad studiato. Ha insegnato in altre università pure in Padova, in Cosenza
E in su 89 l'ha dato su premio Borgia, però sa filologia e sa linguistica, e in su 2000 e Doighi su premio Feltrinelli, per la linguistica italiana. Contada più su de Dreghentoso, studioso de linguistica italiana, romanza e generale, in conto de fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e lessico dell'italiano e del suo linguaggio suo. Insomma, siamo di fronte a un uomine de Gabale e a un studioso del valore. Simone. Michele Loporcaro è uno de sos studiaos prur famaos e cumprios de sa linguistica romanza che attischiu proner appare sa chirche su campo e sas conoscenzias teoricas de scienzia linguistica. Su travallu suo è sconnottu non pezzi dai sos linguistas romanzos, ma est esempio ladinu prosos chi s'accurzian sa linguistica come sa disciplina prus tosta de sas scienzias umanas. In conto de sardistica, Michele Loporcaro ha mostrau chi si studio de sa limba sarda, de sos limbazos locales suos, e finzas de sar variedades de contattu, chi su gadduresu e tattaresu, poden dare in cunza manna a sa sabidoria novas e a sa linguistica generale. In conto de fonetica e fonologia, ha mostrau commente sarziadas sar vocales medias de accabbu in limbazo ormeda de mesania, non è cosa de badas, ma succediti casu bisun fenomenos foneticos precisos, finza raros in sa limba neolatinas, chi issu pro sa prima volta abboccau a campu commente si deppete. Esperto de morfosintassi, Michele Loporcaro, nos hat interregau dator novos i supra sar varietades sardas, chi sun prus accostazzo de su gruppu sardu cossu de su capu de supra di s'isula, mostrande commente su contattu vittianu e intimu tra limbar differentes in sa morfologia potta facer nascere maneras differentes de accordu grammaticale. Travallor de Gabale sun finzas sos chi ha fatto in conto de su sistema de sorverbos, boccande a pizzu sor modellos prus ispartos in sa categorizzazione mentale isoro. A concruoso, sos traballos suos in supra de su sardu andau sustanzia forte e abundante a su connotu nostru. S'esempiu suo nos ammustrat commente chi si sia cheri a faveddare chi incapia de sa limba romanicas non pode facere a mancu de aere connoscenzias fungudas finzas in sa limba nostra. Grazie a Simone. Ad consegnare il premio su sindico de Ottieri Marco Peralta, che multimus sopra su palco, in su mentre sperosi. Mi dia da fare piacere a intendere su professore che accurziamo sei no, che si non San Lucas, a dipendere su professore e te che a bene in Sardegna in un premio che è il premio più antico, più il bezzo dai su 56 e 66 edizioni. Complimenti intanto. Grazie. Io ho preparato una regionata picocca, però posso rispondere che la Fulvio. No, è un onore mannu. È un onore mannu. Io bienzo in Sardegna, 12 anni, dai su 80 batte. Dai su 80 chimbe, dai su 80 batte, sono innamorenne con muzere mia, da che fimisi studiantes in Pisa, e la poco strinta a fare dare saldo per riattivizzare, su babbo e sa mamma, lui vai da iana issoso, però non la fai dato a sospizzino, sudeo, ma che ti succede in noi? Non l'ha proposto Dio, scusate. E tanto la poco strinta a lui riattivizzare e poi imparare Dio. E poi si ha seguito a lui fai dare con preguntenne a sa gente in carrella, in Bonolva prima, che sta su saldo mio. Ecco, posso narrare che è un usaldo come intenaramo noi in linguista, un usaldo L2, chi che narrare una limba vai data con un errore, se è un eufemismo, L2. Però Bipro uno pago, mi attrivo e mi piace dall'intendere. E non si fa che piacere intendere gente che non è sarda, va in sardo con questa qualità del sardo. E tanto non leggete questa regionata picocca, no, che è super. Prego.
Prego, prego. Vado a mancare altri. Prego. Grazie al Meta, calchi così che da già l'apponata e tanno, Bostorro grazie, è un onore mannu, sì, no, lo ponzo più a fare, lo potto tenere finza Gai. Apponato già come te l'ho imparato e tanno gusto che lo Fulio, però questa è una cosa che voglio narrare su fatto de muzere mia che l'ha inteso da Picocca, vedi una faeddatora drommida, no? Quiescente. E questo è il suo problema mannu de Salimba, su cui narramo noi in linguistica la interruzione della trasmissione intergenerazionale. Questa è una cosa bella meda, a tenere un'ortografia comune accettata, a tenere una lingua iscritta, è importante, una lingua, però si sol faeddatore senza una della faeddare, con ortografia che è bella che ha fatto, lo potete scrivere grasa come te sul latino, adesso è una lingua molta. E questo lo narro sempre a persone che mazzuano rispondendo a questa pregunta schivato in Bidas, prima in Bonolva e poi in Sabida e Sardegna, li narro, faeddatelo con figlio il vostro, e insomma mi narrano, però non la puoi faeddare, e tanno faeddatelo con suo nipote, e qualche volta mi hanno nato finza, nipote mio mi strucchidi, si fa il dosaldo, mi lea in giro, e questo è un problema, non è facile, che se tu non la fai dato a sospizzino, è una lingua strana, che non è cosa di famiglia, e no, non deve succedere, non ti deve succedere, ma succedidi, e questo tocca a Sossaldo di cambiare questa cosa, e non lo possono fare a Sosattero, Sosattero possono fare bire che finza si stranzo gli interessa da imparare su saldo, e questa è una cosa sola scientifica che al zonarrere, ho commentato Simone, ha poi scritto cosa al meta su saldo, però sempre articolo, ha poi contato con questo premio calchi batto schento 50 pagine, però mai uno libero in treu, e tanno, questo è un impinno che leo stasera, Kelzo fagere pubblicare un libro tutto in tre su saldo, e in sa Gualta de Coveltina, che non isco come tesinara in saldo, ma papponere Michele Loporcaro, premio Tieri, due amizza, vinti Chimbe. Grazie al suo professore, lo premia da su sindaco de Ottieri Marco Peralta, a su quale dimandamos che per una idda, una zittata, naramos, come te Ottieri, un viaggiere manno prima d'otto, ma è un'azienda di contivizzare e di mandare avanti sul tempo il benidore. Questa è una delle forze più umane di questa città. Beh, innanzitutto fa tanto piacere, penso che il piacere che sto provando io in questo momento lo provi tutta la platea. Sentire un non sardo che parla così bene il sardo ci riempie di orgoglio, ci fa tanto piacere, e gli faccio anche i complimenti perché lo parla benissimo, veramente. Su sindico gai, bibroada. Però, insomma, c'è tanta roba, sono 66 anni di edizione del Premio Zieri, quindi è un prestigioso traguardo, e il Premio Zieri è un faro della cultura sarda, e contiene tanto, perché contiene poesia, letteratura, emotività, ma contiene quello che io reputo un gesto d'amore verso la nostra cultura e la nostra lingua, perché esprimerci in quella che è la nostra lingua madre, una lingua che è viva, non è morta, e che subisce anche, come i linguisti ci possono attestare, delle influenze, vuol dire proprio che la lingua allora è viva. E quindi incoraggio e faccio i complimenti alla giuria, al presidente, a Vittorio Ledda, che conduce magistralmente questo premio. Li incoraggio ad andare avanti con sempre più convinzione, sempre più decisione, perché comunque avete anche il sostegno delle istituzioni, e mi fa piacere che ci sia anche il dottor Andrea Dettori, il capo di gabinetto dell'assessorato alla cultura, poi intravedo anche i nostri politici locali, Gianluigi, Marco e Anastasia. Quindi anche la politica presta attenzione alla cultura. Lo faremo senza colori, lo faremo per
non per il gusto di farlo, ma perché ci crediamo. E accolgo l'invito anche di Vittorio nel proporre le iniziative, anche quelle problematiche che dobbiamo vedere per quanto riguarda poi le strutture che dobbiamo mettere a regime e perfezionare. Quindi in bocca al lupo per tanti anni ancora e vi faccio nuovamente i complimenti e complimenti al professore. E grazie a su sindaco che come consigna da su premio che è offerto da Zoreficeria de Tattari Puggioni. Consigna da su premio a su professore Loporcaro, su sindaco Marco Peralta. Grazie a fotografia. E passiamo poi alla seconda sezione, la sezione prosa. Grazie ancora su professore Michele Loporcaro, premio Ozieri. E tanto siamo alla sezione prosa. La sezione prosa è intitolata a Tonino Ledda, su fondatore, l'abbiamo ammentato. Tonino Ledda, che pensate voi, quando ha cominciato a scrivere pezzi in italiano. Però è stato uno dei suoi primi che ha compreso che toccaia da dare gara a tutto sull'imbalzo di Sardegna. E un pare atero il mannos della cultura nostra ha fondato il suo premio, e questo premio si ha la poesia è Galo Forte, Bia, grazie alla gente come Tonino Ledda. Un applauso ancora a Tonino. E mettiamo su poeta, cioè su scrittore, che stiamo svagliando di poesia scritta, di letteratura scritta, e su tre premi della sezione prosa anda da Occanno a un gavoesu, Luca Sedda con Ballos. Lo convidiamo sopra su palco. Luca Sedda è gavoesu del 70 battoro. E scrivete dai canto Lucia da 20 anni, complimenti. Luca non leggete un tretto di scritto suo. Vamos a saludare a seguire questo onto este atto aumente una telefonata dove si intende solo una delle persone istionata. Pronto? E uinande ma noi, ma posto in conca un montone de sonos. Tenesi in mente andos romannos a ne ballare a sospizinnedos di sa oda, moende sos enucros. Ecco, issu, un mene non l'ha dato mai. Mi tolui a virmu, vrazico in coda e mi antapada, a curso a soricra, battorinas a ballu, o crobber longas, intregas. E mi tenia a mente di essere su registratore suo, de sa voce sua, de sos versos, firmu in coda, attento. Ui ho mente troppediu da ilor de incanto, paragular novas, e rimmas, e olores. E si mi lasamento sas canzones. Eri sera andando a casa, quinsor mios can hermanos, E galu, duru, zedus, as campanas de Castell. E tanto sta crobbe antia. Battoran nor bagagius o istau, basculen desar bagar de fulano, basculen desar bagar. E ustattera, si stella rodeanda un isteddu, parecchie che lo chiede di ingullire, parecchie che lo che. Eia, tener ragione, trasmetti a sa memoria. Mi pastinava dentro a radiinas, e solo ose in un besprus lo prendo. E omodio essere in cue, non alli antare muttos, ma alli antare un ballo. Ziandonas, no, penso i no. O forse sì, ciao, so moende. Si stello rodeanda un isteddu che pare che lo chiede di ingollire e te li va che da non si sapere su chi erbia. Grazie a Luca e complimenti. Legge della motivazione Clara Farina.
Pensate che Luca è la prima che ha partecipato a Autieri e sta in su 2022, sono bastati 3 anni per che le aree sul secondo premio. Complimenti. Un'iscrittura in sagale, so silenzio, so curzo, so bale in cantus asperaulas, e chi dorana fidelimente a sulle ghidore, sa movida interiore de una memoria soffrida. Su contu ballos de Luca Sedda, pone da pare a Rennego e Durchesa, faghinde sire a pizzo in una lega su telefono usamento, commovido de uno giovane, chi uno giovane giuga de su giaggio, morto, a medio de cantonese e andiras in sardo, chi se li cantaia di impizzinia. Si impreudano l'imbazzo simple, con una basciata se arziata dei stile, a cresche s'intendimento de so sentido. Gai nasce d'un'opera che resessi da fare diventare su dolo de un omine una testimonia comparsita, mantenendo come si sia da originalità stilistica e tematica. Grazie Clara. Ti tocca da consegnare il suo premio o la vengono stripagliare a Clara? A te a consegnare il suo premio a Luca. Luca da Gavoi a Mulnato e non so che piacere me da che narrare che Gavoi non è da importo solo pezzi per la letteratura italiana. Ma gente che scrive in sardo e lo va che bene come si aspetta. Luca Sedda, pare di un pizzino, ma è su 70 battoro, eh? Luca Sedda su terzo premio della sezione prosa. Da esa Barbaggia andiamo a Sardegna e Giosso e muttiamo su Binchidore del suo secondo premio, chieni da Santo Giovanni Suergiu, Manuel Cherchi, nascido in su 1988, o canno colato il Bennido Autieri e alleato una menzione speciale, o canno deleata sul secondo premio con su conto De Campo e De Zilleri. Salute e complimenti. Prego. Fia da un usero chiame da Zatteroso in vita. In forasa fia da Abroghinende e Martine Mureddu fia da unico abitueri in Zilleri. S'aposentu via prenu de vumu su suo e non si intendia d'avere un usono sino su murmutu de su radie dal lutto con sta delle cronaca dessa partita. Non fia discurtende, ma dotti in duna su giornalista si fa che de. Goli stravanau de Basili Carzedda, de non crei, bomba de centrocampo e su portieri a tura dai statue Dio. Ittenara schizzoca da gusto Carzedda, dinara da savizzocca de ballarde su bancone. Martina ingulli totuari su zicco di abbardente e di dorra da conca de cando i settuttu hai da fatto un ugolaici. Saborta vuru su matesi radiedu de gudu matesi zilleri hai da buginato. Bette gol de Mureddu, raio che ti valide, te centro campo che la si scutta. Martina in campo, belle gudu gol, non si daia da manco gozato. Che via su unico che in si squadra sua hai da marcato gudatie e via una zutta de Kimbe. Grazie a Manuel Keller, ultimo a Salvatore Tola che ha da leggere questa motivazione e ne approfitto per narrare a chi non sta seguendo in YouTube questa motivazione la legge di Salvatore Tola si beste un libro da leggere sopra il premio di Autieri, Boscunsizzo Autieri 50 anni, quando su premio all'ompito su 50 anni, una bella storia. E chi è che comprendere il telbistato su premio, beh, spinza la cattatesi in Sarezza, una bella cronistoria curza, come cosa scrivia che nella sospizzina, non è scritta di Cristiano Beccio. Bosconsiza la leggere che ha bisogno cosa di interesse umano. Prego, professor Tola. Va bene. De Campo e De Zilleri, il racconto di Manuel Cherchi, racconta la storia di un giocatore di calcio distrutto e vecchio. Distrutto e vecchio, si sente? Allora riprendo. De Campo e De Zilleri, che è il titolo del racconto,
riferisce la storia di un giocatore di calcio distrutto e vecchio, fuori dal mondo dello sport e della società del suo paese. Sembra che non abbia speranza né futuro, ma solo il ricordo di qualche partita dove ha conquistato il favore dei tifosi. Con uno stile minimalista che ricorda gli autori americani di racconti come Carver, Cherchi dipinge la disperazione di chi ha consumato in fretta la sua esistenza. Grazie alla consegnare su premio Gianluigi Soggia, che è su capo del gabinetto dell'assessore regionale del suo bilancio Giuseppe Meloni, come Bessidi, l'assessore di più importo della regione, che è escluso chi contivizza da sa casciaforte. Grazie. Salute Gianluigi. Prego. Sa consegna di suo premio a Manuel Cherchi, un su conto de Campo e de Zilleri. Grazie, grazie. Prego, sa fotografia. Sì, gli faccio dire. Grazie Gianluigi. Un minuto. Il suo stutieresu, mi pare, e dunque gioca in domo. Ha monnato la regione data un contributo a questo premio, che è il premio di più importo in Sardegna. Politica linguistica è una questione manna, quale è l'idea e quale è l'imposta che la regione chiede dare al suo premio di Zieri. Grazie. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo graditissimo invito, lo faccio anche e soprattutto a nome del vicepresidente della Regione, assessore alla programmazione e bilancio, onorevole Giuseppe Meloni, che teneva particolarmente a essere qui oggi, però purtroppo per impegni concomitanti non ha potuto partecipare, però ci teneva a mandare il suo saluto e ringraziare ovviamente il Premio Zieri per, ripeto, questo graditissimo invito. Per me è sicuramente un onore prima di tutto da ozierese e poi permettetemi anche questa piccola digressione personale perché un mio avo è quel signore lì, Antonio Cubeddu, era zio di mio nonno. Devo essere sincero, i miei avi hanno trasmesso la passione per la politica ma non il dono della poesia, però comunque sia, devo ricordarlo sicuramente e neanche quello del canto, sicuramente. Però è un onore da ozierese, certamente, è un onore da rappresentante delle istituzioni della Regione Autonoma della Sardegna, non sono il solo, è qui presente in sala anche il mio amico e collega Andrea Detturi, capo di gabinetto dell'assessora Ilaria Portas, alla cultura, istruzione e sport appunto della Regione. Questo testimonia in qualche modo la vicinanza della Regione verso un premio importantissimo e verso quindi una realtà fondamentale per la cultura della nostra isola. Infatti mi sento di ringraziare veramente tanto tutta l'associazione, Vittorio Leda, Marco Fenudi, Pierluigi Saba, la giuria, insomma tutti coloro che veramente mettono impegno, passione e dedizione per portare avanti questa tradizione molto importante e ovviamente a tutte le poetesse e i poeti che sono oggi presenti e che partecipano sempre numerosi alle tante edizioni del premio. È stato un onore anche premiare un ragazzo, premiare un ragazzo giovane. Perché? Perché questo dimostra come effettivamente la cultura non sia un qualcosa che riguardi il passato. Perché se noi contrapponiamo la cultura, il passato, al presente e al futuro, allora abbiamo sbagliato tutto. È importante invece, e qui concludo, confermando anche l'impegno in questo della Regione, coltivare quelle che sono le nostre tradizioni, coltivare quella che è la nostra cultura, coltivare quelle che sono le nostre radici, il passato da cui veniamo e quindi la nostra storia, la nostra conoscenza, perché non c'è futuro senza storia, perché se vogliamo che il nostro albero, l'albero della Sardegna, delle nostre comunità sia rigoglioso e fiorente, deve avere delle radici ben piantate per terra. Quindi veramente grazie per quello che fate e oggi avete anche dimostrato e sempre dimostrate che si può coniugare la cultura, le tradizioni anche con l'innovazione. Se riuscissimo veramente a coniugare queste due realtà sarebbe perfetto e il premio Zieri arriverebbe sicuramente ai 100 anni. Quindi concludo e lo dirà sicuramente anche il mio collega Andrea Dettori, confermando quello che è l'impegno della Regione Autonoma della Sardegna per sostenere queste realtà importanti, il premio Zieri che è la più importante del suo campo, nei mezzi e negli strumenti che individueremo ovviamente insieme. Grazie ancora.
Grazie Gianluigi Solgiano. Grazie. E siamo arrivati a su numene de su binchidore de Occanno della sezione prosa, su este orunesu de su chimbantotto, iscrivete da Edempul Meda, ma salfaina sua sono restate in Dunu Galasciu. Occanno passato ha inviato un conto su premio de Terranoa, Olbia, con su conto Mintonia. E Occanno binchede su premio de Ottieri Posa Prosa. Luciano Goldi da Orune. Prego. Legge della motivazione Gian Bernardo Piroldi, complimenti. Prego Gian Bernardo. La pizzinia è un momento che aberi di sa conca su mondo, ma ogni tanto su chi sa gatta da noes chi anda sempre a concordo con su chi hanno contato sormannoso. E gasi capita da sa boga chi conta quando attoppa da insegnamento di una monza, madre Tilde. Godi falada o forse spigata in sa conca di un pizzino, pro a mostrare tutte le contraddizioni de sormannoso, con un umorismo innocente e accuzzato a suo matessi tempus. Sì. Della prosa. Allora, leggere su premio un canto del conto di Luciano Goldi e Angelo Lombardo. Angelo Lombardi, no? Non beste? Prego, vai. Aspetta che il libretto dov'è? Aspetta, Terzo premio. Ecco qui. È uno canto. Aspetta. Giusto. Aspetta. Donna mia. Ecco qui. Calica, su chi eres, un canto chi eres tu. Lo mandi? Gianni, lo mandi? No, leggo dai nocche, dai. Ma scusa, dite prima che non c'è, perché... E Gai, oggi che è sabato e podia essere libero non so per nulla, che mi tocca di andare sul convento de Salmonzas per ascoltare le 2 ore del catechismo. Intanto, in foras, intendo ladino su ruscio di Nineddu e diretto su scrofolo de sa spallonadas, ischissinadas che bombas contra sa serranda de su garage di Ziarimunda. Cusso è su sinzare di Nineddu, per cominciare sa partita di futbolo, che, se ti sta da maniera, per noi podiamo durare 10 manna che die. Canto l'invidio a Nineddu e a sa famiglia sua. Iso sono comunista, e a su catechismo non vi hanno. Su babbo, che poi è su dottore nostro, mannato che non è vero che sono comunisti si chiamano che non sono spizzinnos. E zio bi credo, finza si non fa edda come a noi. E babbo bilinzuria sempre. Su tutto, bisezzi 30 anni in vita nostra, e gallo non bisezzi risessivo a chi imparare su faedo nostro. E tanto su tuttore vi ficchi sulle risponete. Sianto, torra che in questa questione, gli alischides che in vita vostra non ha conosciuto mai civiltate,
noi siamo di piccola Roma. Che è stato un zicco di questo canonau e lasciamo perdere questo campanile che ha controfatto tutto sardo simus. A Luciano Goddi, beste dottus ironia orunesa in questo conto. Questo è stato un disco che non devi leggere, ma non si è fatto intendere. Vina su bello l'imbazzo de Orune. Multimo a Francisca Sini da Saprolocco de Otieri che consigna da su premio che è offerto proprio da Esa Prolocco. Abbiamo notato che Luciano Goddi iscrive da Emeda, ma ha lasciato sus premios a banda, che hanno l'uscheria, sono sconto in su Calascio e che hanno delegato su primo premio de Rosa in su premio de Otieri, su più di importo. Questo è scominciato bene. Prego Francesca Assini che consigna da su premio. Su premio offerto da Saprolocco de Otieri. La fotografia, morto. E come a pustir della sezione di Evrosa, salutiamo a Luciano Goddi, complimenti ancora. Siamo arrivati sul secondo premio entregato a Sa Cultura, premio del Sieri entregato a Sa Cultura, che Occanno anda a uno pizzino che è impegnato in un'arte moderna, potremmo narrare, ma è un pizzino che ha dato cara ad un azzurro umano a imparare la lingua nostra, fino a se infaina un po' disconnotta, che non sono proprio intro della tradizione nostra. E questo è un merito umano che pone su sardo in sa modernità e di questo tiene bisogno della lingua nostra. E ultimo a Manuele Mureddu, nugoresu, che è un illustratore, fumettista, che in questo anno non ha distrinato tribaglio di importo umano. Este sicuro un giovane, pesi pica sopra su palco, Manuele. Salutiamo. Salve Manuele, complimenti. Manuele Lamornato è nugoresu e lo conosco in tutto, non solo in Sardegna, ma fuori da Sardegna pure, fa che da terra cosa spuro. A parte il fumetto, è stato occupato vinzas in altre arti, come sul cinema, ha collaborato con Giancarlo De Cataldo per il documentario entregato a Pertini, su presidente partigiano della Repubblica Italiana, in opera di teatro, di televisione, un programma in Sarai e Azua fino a altre istituzioni culturali e musei, come il Museo Mande Nugoro, che è uno dei suoi musei che in questo anno ha tribagliato un meda per la cultura sarda. Ti facciamo i complimenti, Manuele, e come ti chiederei di mandare, se ti chiedi accurziare in noghe o preferisci leare sul microfono, il test è per te questo premio del Tieri. Tanto, la prima cosa, grazie per sé, grazie a tutti quanti, non va bisogno che devono avere i test su premio Tieri, mascamente no, che è importante per la cultura sarda su premio Tieri, non va bisogno che vi spiego io, naturalmente. Forse è il suo caso che Bornere è importante promene, che è importante in domomea, sente che a tutti la domo nostra sarda è una domo dove la poesia è sempre letta, è sempre ascoltata, mascamente in domo in forma di poesia improvvisata, mascamente di canto a tenore, come trasmissione su canto a tenore stessa su principe di questa cosa, la letteratura sarda per noi in domo è sempre stata importante. Dunque, tra le tante cose che ha letto, che ha proprio la fortuna di vacche in vita mia, che in domo sono sempre stato naturalmente contento, ormano di questa cosa, forse il suo fatto di che girare a domo su premio Tieri vale un zicco di pruso, no? Questa è una cosa che possiamo
che inserimmo in un schema nostro. E questa cosa mi piace, che adesso quando ho cominciato, se mi posso permettere, di gastare due parole su per il traballo mio, su per come io mi so accursiava che era sul traballo mio, naturalmente a pizzino che mi piaceva una sormanga, mascamente questo che sono un fumetto giapponese, queste cose, e dopo che usi scuola artistica, tutto d'arte. E andavo sempre quando mi domandavano, ma tu Mureddu cosa vuoi fare? E a me mi piaceva fare il fumetto, e mi pompiavano anche Maccu, no? Questo fumetto, te sei nani, sei Maccu. Bella bella, su mentre mi ha sempre spiaciuto a me la storia dell'arte, no? È una cosa che mi ha sempre vata a macchiare. In questo librone che io di storia dell'arte sarda, di storia dell'arte italiana, scusami, l'arte sarda viti batto il librone gai russo, completamente assente. Baiata una paginetta, e sul primo libro una paginetta riquadrata, tra l'altro, no? Come che vite una cosa a banda, dove baiana due bronzetto su una fotografia di un uracche, forse su una tomba, una cosa così, tutto cosa bellissima, ma come che vite stata una storia attera rispetto a tutto il resto, no? Questa cosa mi dava a pensare, pensa che non mi capo di mandare a macchiare dall'arte italiana, dall'arte rinascimentale fiorentina, no? Ma Sardegna non va nulla. E invece entra una biblioteca e mi spanto di tutta questa roba che vivete. E tanto comincio a elaborare questa cosa e a sa domanda di te querer fare a fianco di fumetto, sono che fare fumetto, ma che fare fumetto sardo. Già si vede un vrastimo quasi, no? Che fare fumetto, come fumetto sardo. Sattero su trese e a cabo de gradina che ha proposto su trese e ste che fa che so fumetto sardo e che fa che so fumetto sardo. E Gaia può cominciare, tu gli scrivene come può cominciare. La cosa interessante secondo me è la zero che in questo è che questa maniera di reinterpretare, la maniera di fare che il suo traballo mio, che il suo traballo mio, è steso che poi mata aperto a tutti i altri traballi. Cioè non è stato invece, non può cominciare che sul fumetto sardo, vorte desuvato che mi vi può ritagliare una posizione in intro dell'illustrazione in Italia o in altre robe. È stato invece, è stato desuvato di andare a fuori, adesso questo che va che te sul fumetto sardo che mi permette di marcare la differenza fra ciò che va con Deus e ciò che va con gli altri. È buono e malo, per carità di Dio. E per questo che, che un'istituzione gaimana, come il premio serie, che è importante, di cultura sarda, riconoscata, viata, ponzata a Lucche per un momento, questo naturalmente gli diamo grazie alla giuria, supera sul traballo che ha provato in questo anno, per me non ha paragola per vostorale, grazie. Grazie a Manuele Mureddu. Multimus a Gabriele Tanda per leggere la motivazione, a suo capo di gabinetto dell'assessora alla cultura della regione Andrea Dettori. Hanno una cosa di importo, Emanuele. Ha provato un montone di cose, ma sul premio dei Ottieri e sul premio dei Ottieri. Ma da inventato, ho apponato 2 anni fa un'intervista di Tio Franceschino Usata, su poeta Manu De Nugolo, e ha vinto Zanno sul premio di Ottieri e sul giornalista che gli dimandai, ma come è questa emozione? Voi siete il vinto sul premio in un montone, e Isu ha risposto, sì, ma sul premio di Ottieri e sul premio di Ottieri. Manuele non sa andato a stessa cosa. Complimenti Manuele, legge questa motivazione Gabriele Tanda. Se sanno sa come in Nugoro aberia a cada conto che ha dimostrato con Kentu in banda a quadro sul mondo dei fumetti in Sardegna. Ma canto si scrittori, illustratore e altre professionalità del suo settore, nascidosi in quest'isola e spartos per il mondo, che hanno produito arte e contoso. In donzune, se uno lo chircada, s'agatta a carchintumbu che lo liga da s'isola. E in meta hanno isticchito in sa pagina di soro riferimento al squadro della cultura nostra. A dai seguito della mostra sa mirata di Emanuele Mureddu, leva 1980, che ha compreso che dai maicantas individualità assolata podia essere a campo un panorama espantoso. Mureddu, un correso e disegnatore di primore, ha raichina funguta in sa letteratura e storia sarda. E difatti in sa carriera sua ha prodotto libro metas che provano a contare dai noi se si accontessi da questo personaggio sardo. Sa punna sua
dell'orbocare dai Gudaneula de pregiudizio chi lo schere d'anticoso, de pagabalida, e tancato in una zenia del museo de curiosità, che non resistino a fare dei suoi. Sopra sua, dunque, sai scappazze de annoare e aberre a un attero pubblico questo mondo, chi sostraste de su fumetti e de illustrazione, artes popolare se a seu mantesso tempus che si poten ligare a s'arte sarda pur famada, e tanto illustres, maloso o imama e atros titulos, prona che la cultura sarda non è una notaria dei secoli, ma una mirata a suoe che brotta dai poesiasa, paraulas, ammentos e immagine di un luogo particolare. Grazie a Gabriele. Ad consegnare su premio Andrea Dettori, su capo del gabinetto dell'assessore alla cultura. Prima di consegnare su premio, però, mi fa che piacere che vi sia da Andrea, perché si narra sempre politica e linguistica in questa regione, poi entriamo in sospalato e fai tutto in italiano. Però devo narrare che si veste un assessorato in UE, si va in sardo, dal suo capo di gabinetto assessore e ateroso impiegato spuro, è proprio assessorato a questa cultura, è il vero? Vediamo mancare pure. Tenemos a competenza per la imbasarda, vediamo mancare pure che sul gabinetto, l'assessora, sul capo di gabinetto e tutti i lavoratori che lavorano in suo dipartimento, della imbasarda non fa vedere su sardo. Io vostro grazie, ho provato il saluto dell'Aria Portas, assessora della cultura e della pubblica istruzione, che commenta Giuseppe Mill'impinnos, in uno di più 11 volte, che è un'ala che a Sattera per cercare di dare sonore a tutto il traballo, a tutte le associazioni, i premi come i suoi utili. Questa è la seconda volta che vengono in utili. Certo, ho cannocolato pure. È sempre un onore a vivere, torno grazie a tutte le città dei ussieri, alla giuria, a tutti i presidenti, onorarios e non onorarios, a tutti i poeti. E ogni volta che vengo intendo le poesie, mi che penso a tutto sul braccio, so che sono spantoso armeda. E poi quando io, come dire, la cultura mescamente in una maniera che si imbasarda cercata di arrivare fino a sorzobanos, che strumenti che non sono meda ortodossi, namusu, come su Emanuele, tanto che renare schisemos e chisezisi, vraicande cosa buona namus. Già impinno della regione per la cultura sarda, Zichiti per i primi utili e non solo per i primi utili, che in università e che in Dino, il professore da Cagliari e da Tattari siamo cercando di mezz'orare vinza sui impinnos che dobbiamo usare e che in tutti i lavoratori che lavorano in Salim Basarda, che non dobbiamo dimenticare che la gente che vi lavora in Salim Basarda, ma vi lavora a metà gente e che non è garau poi andiamo a fare vedere una metà volta e siamo resistiti vinza a consare cose che devono essere consate, via. Grazie a voi. Grazie Andrea, consegna da su premio a Manuele Mureddu, premio Ottieri pro la cultura. Abbiamo la fotografia, è andato bene Andrea Dettori, l'Imbasarda non è solo conto de Voghiles, l'Imbasarda pompia da su tempus che da bennere, a Final Novas, da Tecnologicas. Pensate che da Occanno viene in suo progetto per Einstein Telescope, che è il suo progetto per un anno e beste in Sardegna, tutte le schircas sul documento hanno essere in sardo. Grazie a Manuele Mureddu e a Andrea Dettori. Prima di passare a Sattero Premio Prosarte, l'annato prima Vittorio, Bosammento che il suo premio Ottieri Occanno a Baida da Naranasus italiano da 360 gradi, no?
Veste una mostra di importo fotografica del suo fotografo Giuseppe Ortu, che nos fa su piacere di dare veras essas immagini di questa edizione di suo premio, che è in ogni notieri e conta con chimbanta ritratto la vita della gente comune, potremmo dire, la gente di Olbia, una mostra meda interessante che evode andate alla baidare che è di importo. E satera cosa crasa che è podere, che è in Nugoro, vedremo un ugorese, no, che andate a intendere la relatasa del convegno entregato a Limbasa di minoria, dei Friuli, della Corsica e della Sardegna, che sta apparizzato dai Sisre e Crasa va a essere una partecipazione barricate, certo. Sì, cioè posti grasa, sì, dai lunisi a martisi. Lunisi 24 e martedì 25 di Sant'Andria, una boio di importo umano, sopra l'Imbasa di minoria e a Sugale data una zudu o canno su premio di Otieri. E passiamo scomodo su premio Otieri pro Sarte, vediamo di musica e mettiamo sopra su palco una delle alboghe più sconnottas in Sardegna, una gara che si conosce in tutte le scussorze sardas e non fa che piacere meda che sia da Oe in Otieri, Maria Luisa Congiu, premio Otieri Rosarte, Duamizza e Intichini. Maria Luisa Congiu, artista de Oliana, che è connota in Tottue, complimenti Maria Luisa. Potremmo narrare, vaginde una sempre con sa poesia a bolo, sinaraia Peppe Zozu, Raimondo Piras hanno cantato in tutto Salbidal de Sardegna. Lo sconno non baida in Sardegna e noi non abbiamo cantato. Che è tutto si può narrare pro Maria Luisa, è sconnota in tuttue. Complimenti, ad leggere poi la motivazione Clara Farina. Complimenti, Maria Luisa. Grazie insomma, a tutti, a Saggiuria, attivi pro las paragolas. Emoziona a me, dopo un arriso giusto. Mandamento quando devo andare su palco la gente innanzi si per un premio gai sono poi c'è do sconconia di andare in un'uliana mi non savo sto andando e tornando ma torro grazie a sapere che ovviamente andavo prima andano bene tutti i premi, ma il premio del Zieri è il premio del Zieri. La già ma è sta vero, quindi è un paese non menteranno un po' di scaramanzia. Lo tornare a narrare pari a maggiore un paese dove non sa comprendere le emozioni che può ottenere. Poi abbiamo intendere due cantoner di Maria Luisa Clara alla leggere questa motivazione, queria pezzinare che Maria Luisa ha cominciato a cantare a fine del suo anno 90 con il suo duo di Oliena con Giussi Deiana, pro 3 anni, se non mi ammento male, una collaborazione che ha il bistata di importo umano con la musica sarda che ha dato una maniera nuova di far intendere fino a questa poesia in sardo. Poi a Sasola, fino a Saoe, e devi narrare che i boys andate a biere sull'organizzazione dei suoi spettacoli in Sardegna, bada medal biddas che preferiscono a Maria Luisa Congiu e questo che narrare qualche cosa. Come intendiamo questa motivazione di Clara Farina? Babusardo e mamma romana. Ha studiato e vive in Roma fino a 18 anni, quando ha deciso della Sarsa capitale pro essere a stare a Uliana, a saida de suo babbo. Sa prima difficoltà è stata la limba, ma non sa disanimata. E si è posta a studiare la limba con 11 medio, più e più, con l'aiuto dei suoi poeti a bolo, che ascoltaia da oras e oras cada dia. Oe, no ba festa in Sardegna in noi esaughe di Maria Luisa Congiu, no introne de indisquo mezzus in presenza, con sa nottasa de vesta paesana, e stellasa d'inghirindera.
o con su ritmo del su basso edrese e del su basso dorrau. Chi fa che muovere sospese de bezzos o i pizzinnoso, ballendo un pare su su palco. Sabiatta con Maria Luisa torratando a essere che una orta, quando sa comunità in trea si riunia a ballare su balludundo, rovestare saldi e nodidas. Maria Luisa este una sempre de tradizione e annoadura de sa musica sarda. Sos primos passos los ammovidos accompagnata dai suo mastro e marito Pascalino Puligheddu, che con su canta chitarra de su duo de Oliena, sighendes astrattas de Maria Rosa Ponzirudu e Maria Teresa Cau, ambal due sotieresas, e de Anna Maria Pugioni, sa bechidesa, sighende proprio questa tratta. Su mondo del su canto a chitarra est in Sardegna patrimonio quasi esclusivo de homines, e per una femmina non è facile abbentrare e abistare. Maria Luisa, con sa voce sua melodiosa, su traggio e salbona al manerasa, resessi di a conquistare fino a sos più affriscionados a su canto antico. Posca sa rivoluzione pop. Diventa tanto cantadora, si scrive de testoso e musica se ne mai dimenticaresi da ue partita. Tant'este che in sol concerto va sempre logo pro intonare una corsicana o un cantaballo. Meda sa collaborazione con artisti del Porto, Paolo Villonca, Francisco De Muru, su tenore portodurresu, che ha inciso con issa un disco de seda e de oro, Istentales e Antonella Ruggero, Valerio Scano e Atteros. Ha collaborato vinasa con sos professori dell'Università de Castello Macchiarella e Orru e con l'Università della Sapienza de Roma, rappresentando su canto sardo. Ha pubblicato 7 album, 4 di musica tradizionale e 3 di musica pop. Sa cantone Istella ha superato in YouTube sul 2 e 200 visualizzazioni e d'Inghirindera 2 milioni, se non per 2 mizza, 2 milioni e 200 mizza e d'Inghirindera 2 milioni e 700 mizza visualizzazioni. De in Portumanne spurus impigno in su canto sacro tradizionale non. Su sua 2 cantone che rappresentano la Sardegna in su disco entregato a suo Papa Ioanne Paolo II dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Meda su un stato sul riconoscimento che ha ottenuto personaggio dell'anno 2023, premio Maria Carta, premio Feminas, premio Tela della Pace e Atteros e Atteros. A s'attività de cantadora, Maria Luisa va che seguire vino accusa de mastra de musica e de cultura salda in scuola civicas, insegnando la lingua sarda, parisi a sa musica. E stando con 10 manna che oggi su premio di Otieri consegna questo riconoscimento a sa reina del suo pop in lingua sarda, pro sa testimonia di impegno e amore pro sa lingua e sa terra de Sardegna, chi ha dato e sigli a dare. Grazie. E ultimo a Marco Murgia che consegna da suo premio offerto dalla città metropolitana di Tattari. Maria Luisa nos ha da cantare 2 cantones e poi una a Savine di questo palancare in bellezza. Se mi dai solo detto rintrassa, sono l'attore sospetesa a terra. Consegna da suo premio offerto dalla città metropolitana di Tattari. Prego. Complimenti ancora, tu ti racconto un aneddoto che mia suocera ti adorava. Paghiamo imprese che la gente chiede di intendere a Maria Luisa. Grazie. Ti lascio in scena, Maria Luisa. Grazie ancora. A Sasola. Beh, andare andava bene, però una cosa volevo deponarre. Nominavo Clara su onto da scominciavo un'altra voce di Uliana, giù di Deiana, ma abbiamo cominciato il marito mio, Pasqualino Puligheddu, e a suo tempo so badenare su giusto, a suo tempo so sempre, noi si sommene si sargara erian sa semminas, non la seriano mai, teniamo sempre in tenarre, e Zola non poteva ergare, e tanto si mettimo in 2 a monava su,
se non eren sus omines, siamo in due, sa gara, non la imonosa basta gai, non stiamo spedendo su permesso a issoso, agai, su stupuro, non mai sa negare, i sargara si suona chitarra, sa seminas, non la seriana meda. E un'altra cosa pure, ecco, li sapponau diritto, fino a sassasatra, che andavi a diversa, si andavano anche in re, insomma, non vorrei tutto, ma vi sempre questa cosa, ma se os uomines si organizzano questa gara, se eminano la erene si possono che lavorano. E lì navego, che lavorano sì, che tu sei emine, se sentande in una tonalità maschile, e non da rendere mai sa voce tua, o mentre rende sa sua, e i sormattessi, intendendo questa voce, i cedede, non la erede, preferisce a gara i sommine, a che tenete sa mattessi, su 90 anni su mattessi tono. E tanto, minasate rasemina, si andavano a sostempo, hanno compreso i vorcisi, sa gara si poteva dare vina al femminile, questa pesce sia di sta un'altra osavona, su anta chitarra del sommine poteva essere santau in una tonalità, del sue semmina deve essere santau in tonalità di demmina, però è stata una fortuna su tenere un'altra voce in bidda, per poter scominciare su tipo di antio. Però vado una cosa di deponare, proprio questo mangiano. Intanto, bosamente una cosa, questo premio di Ozieri di anno, lo si sa, proprio sta di Santa Cecilia, patrona della musica, e questo mi è gallo per spiegare anno. Una cosa proprio capitava questo mangiano. Poi io vi una persona in un video da anni in Bidda, che è stulianeso, ma ha travagliato tutta la sua vita sul comune di Sulumedu. E in Bidda travagliava da su 91 anni e io torna a Uliana. Su 91 questo mangiano maioviao e manau vremma, uomo che sono in pensione, sotto rabbi in visita, ti faccio narrare una cosa. Hanno intendo non menande, ma mento sempre, su 91, questa piccina pari storrata a Roma, e si che entrava da biblioteca, io era sul bibliotecario, e mi pedia sempre, uve bavia libros di lingua sarda, di cultura sarda, e allegavano di Sardegna, di poesia. E da come pensavo, questo storrà uomo cercando la sua origine sua, solamente via e nemmeno andando tornando dal continente, e poi sempre schierata a passare, tanto è una cosa, in più o meno tutto su, andando tornando a Sardegna, poi a Bellabello, che li spassa. No, mi pare a non ti che spassare questa cosa della cultura sarda e della lingua sarda, che mi pare esergalosi in, meno male, poi io via proprio oia e devo andare a Ozieri, e tanto tengono un tu vrisu da ontare, Maria Luisa non manco una sia antande, ma è una sia leggende poesia de sormanno de sospetta armanno de Sardegna. A posempio una poesia este mentesinada il primo amore, ma un momutimoso Pierfranco Meloni accompagna del suo pianoforte probo santare carchiosa si che esso è oie sta vero. Ma Giannare in tantos anni di musica, in tantos anni di musica non ti si emozionare a cantare. Ecco, penso che mi mancasse emozione, ma barrindomo e cantare non vanno, quindi sono abbastanza emozionata. E quindi mannavo in città Immos, ho deciso, la pona no, andarciamo su vidimos, conforma a sa gente, decidimos su aere. Ma legato a chitarra, te sei spangendo, occhietto lucido, no? Ti sei emozionato anche tu? Facciamo un applauso grande per Franco Meloni, musicista straordinario che mi accompagna soprattutto in queste situazioni, pianoforte e voce. Io direi di fare Si minore, partiamo dalle origini, più o meno, o magari mi sto pensando a Clara e parliamo in famiglia. Un uvradile tuo ha descritto questa poesia bellissima, la Mina Santa, in uno disco poetende e cantende, dove prima la suonava da poesia e poi la santava. Prima la suonava e poi la santava. E mi sta barra sempre resisti Gesù oro, zio Leonardo Cabizza. Oh Nostra Signora mia,
attieso invocante, pone in sa giusta via chi è male scamminente, pone in sa giusta via chi è male scamminente. E oglia di so devoto e ti prego naturale, ponennos in paghe dottus case musandende male, ponennos in paghe dottu case musandende male. De Sardegna e continente pone P2 su freno, pro non morresi innocente che a Cristo Nazareno, pro non morresi innocente che a Cristo Nazareno. O Nostra Signora mia, de su cielo e dessa terra, prega pro su mondo intreo chi non fe tan più sguerra, prega pro su mondo intreo chi non fe tan più sguerra. Musicalmente oggi este 22 de Sant'Andria, este sa die Bolaponau, Santa Cecilia, patrona della musica, e manco pare di una brulla, e viene su compleanno di Giammea, una delle siggias, che sotto Rairis da Corea del Sud, che ha deciso a voler andare qua e stare e andare qua. È un paese di musica sarda che la giuttaive, ma proprio pro ustasa isa e nasia di Santa Cecilia, usto premio è una cosa per me proprio metto a proprio su oro e tanto pro festeggiare in Boisi sul compleanno di questa Iggia e che sta da dessa Sardegna una canzone dedicata proprio a Susigios. Quando de usa deciso da pagare donu a sa vita mia, chiamato ad angelos e cherubinos, prolifa che scompagnia, sull'izzusa rosa, su sole e sa luna, si splendore de su erano, e poi a sa si stella ste chelu, le ad un pago e fortuna. E poi a sa si stella ste chelu, le ad un pago e fortuna. A domo mia brodare re creu, manda tu da su Signore divino, deretta su sinu meu. A domo mia brodare re creu, fala tutta e su candore sannues, anche lutte e paradiso tue. Pro me, dono de su Signore.
esprossa mamma, s'amore più il mannuto tu s'affida. Dai quando nasce dessa vita mia, Dio dare in giango essa sua. D'ogni carigno una forza e rossa, tesoroso un so e baso suos. Ogni paraula è il fatta d'amore, sogliata un raio e sole. Ogni paraula è il fatta d'amore, sogliata un raio e sole. A domo mia brodare re creu, mandato da suo Signore divino, per su sinu meu. A domo mia brodare re creu, fala tutta e su candore sannues, anche lutte paradiso tue. Prome, dono de su Signore. Una bandela d'amore, chiaro che su che lullu canta che sole. Su fizzu esprossa mamma, s'amore più il mannute tu s'affida. Su fizzu esprossa mamma, s'amore più il mannute tu s'affida. A dopo mia brodare re creu, mandato da su Signore divino, deretta su sinu meu. A dopo mia brodare re creu, fala tutta e su candore sannues, anche lutte paradiso tue. Prome, dono de su Grazie. Grazie Maria Luisa Congiu, premio arte Grazie. delle sue amiche Bintichimbe, Isetta Marco Murgia, era stesso rappresentante della città metropolitana che ha integrato questo bello premio, e la città metropolitana del Tatre, da Grande Nascita, da Evago, e sempre accostato dei suoi premi dei Otieri. Marco. Porto il saluto del sindaco della città metropolitana Giuseppe Mascia. E visto che il nostro presidente, perché io faccio parte del premio Ozieri, quindi sono in triplice veste qua, ha fatto un appello ai politici, posso dire che siccome la città metropolitana, lo sapete, è un bimbo in culla appena nato, sta predisponendo il documento strategico, che è il documento su cui poi baserà tutte le azioni. In questo documento strategico ci sarà una parte dedicata allo sviluppo territoriale legato allo sviluppo della cultura, quindi ci sarà uno spazio che sinora non c'è stato nelle province che erano commissariate. Quindi speriamo che dal prossimo anno il contributo della città metropolitana sia qualcosa in più rispetto a quello che è stato in questi anni sempre quello della provincia di Sassari. Un saluto e un ringraziamento a tutti e nuovamente complimenti Maria Luisa, veramente complimenti. Grazie Maria Luisa, poi la a tornare a intendere che ad attaccare in bellezza questa edizione del suo premio. Complimenti Maria Luisa. E siamo alla parte finale di questo premio con la sezione poesia entregata a Antoni Sanna, un altro babbo manno della cultura nostra, professore, medas magari dei Solzofano sono ischini manco chi è vidi Antoni Sanna, ma Antoni Sanna a Beru è stata una prima pandela pro chi è in su coro sa cultura salimba nostra. Isso este su chi ha agguerrato in su università per dare a sus sardos a mattessi dignità desitaliano. Dai cui è nascita tutto si dibatta sopra su sardo che poi a pustisi di qualche anno ha convinto
113 mizza sardos a presentare una legge di iniziativa popolare su bilinguismo. E Antonisanna anda da su ringraziamento de dottu soschidene in coro sa questione de Salimba. Su terzo premio della sezione poesia anda a un poeta connotto che ho colato a Binchidu in sa sezione Tonino Ledda con su conto tra Inferno e Paradiso e a questo giro si lea su la medaglia e bronzo in sa sezione poetica. Stiamo facendo di Domenico Battaglia, Maddalenino, che scrive de Parizzo Sannos, questo un piacere sia in oghe o cannupuro, ad leggere la motivazione Duilio Caocci, posa poesia Chi chi resta d'un fiori. Leggere la poesia s'autore. Prego. Qui chi resta d'un fiori. Sottinti oramai d'inverno in me mani, tremini per l'aria agilata di tramontana, mentre strignini forti qui chi resta d'un fiori. I suoi ultimi petali pioini il suo propassato e si rincorrono in un duento, accarezzando par pena a scorza d'una quercia grinzosa quanto a pedri che ancora mi vesti, un tramonto che s'affacca. Era di maggio, quando l'agio cudito bucciolo, l'acqua da vadina si capuzzaia un domari e il canto d'un cardalino s'arzaia leggero verso cielo, dai verdi frondi d'un aiaccio. Beata, una Santa Lucia si lasciaia accarezzare dai soli. Era di maggio e il grano cominciaia a spigare. Di quei due fiori ne strigno avall'anima tra le mani e in albi fatti di solitudini a sua voce muta m'ammenta o dolce profumo di infiniti primaveri e riflessi dei miei sogni d'allora, che fuggini l'ombra da notti, pappiattassi onda luce chiara da luna. Non la sago se un altro domani arriverà, ma per me aspettarlo non sarà un peso, perché mai molineggi di vento alzaranno così tanta pula da scancillare per sempre dei suoi petali i colori. Grazie. Complimenti a Domenico Battaglia, legge della motivazione su professore Duilio Caocci. Compreso in mano. Celebrare essa bellezza dessa vita, abbrazzando su tempo su chi colata, inesorabile. Sa poesia Quiddu chi resta d'un fiori de Domenico Battaglia, con tessi di sa memoria biografica, con sa maio eterno de sa natura, cantato su un pare con una boghe lirica forte e limpia. S'immagine de un uvrore galano, in suo principio e in sa cabo de suo componimento, est una metafora antica, che su poeta renoata con sabidoria, pro significare fragilità e resistenza a su matessi tempus. Simbolo dedotto su chi addura bio in sa cussenza, chercu, bentu, mare, viore, sa natura ispigiu de su essere, es pro su poeta una poesia chena in scrittura, promessa eterna de un uberano che non tene fine. Bravo me da Domenico. Grazie a Duilio che ha da consegnare il suo premio a Domenico Battaglia. Domenico Battaglia, chi è connotto la molnato prima, fino a se commente autore in prosa, bisogna due stripaglio suoso Fiore da Gretta de su 2021 e Ladori Dumari dell'anno 2022, due stripaglio de importu pro la letteratura sarda. E dunque al Domenico Battaglia, postisi de Occanno Colato, Torra d'Ottieri, con su terzo premio della poesia, della sezione in poesia entregata a Antonisanna. Sul secondo premio della sezione poesia anda a un pizzino che scrive
20 anni, ma è giovane, ha cominciato a pizzino minore a si appassionare alla poesia, venite da Orane e si narra da Antoni Brundu. Antoni Brundu, che ha cominciato a presentare poesia in una pattata in su 2015. Complimenti Antonio, che hanno vinto su premio Muresu in Ossi e su premio Montanaro in Desolo. Legge questa poesia prima a bestia di Angelo Lombardo, se no, bestia, ecco. Angelo Lombardo legge questa poesia di Antoni Brundu e poi Clara Farina sa motivazione. Angelo Lombardo legge questa poesia di Antoni Brundu, Auve sun fugidos. Auve sun fugidos, so brinquitos e so disizos. Pendulendes una barrada s'accorrigliata de perri, de vozzas e bisos. Unijutinada a un aghido de notte s'addie sua s'aggiuttu. S'appunna de Mohammed, pizzinu che ne numene, interrata alla sana, in si carralzu de Abasan al-Kabira. I budada sa voce i subiure. E più non sana allugere in i piga de oro, brinquitos e disizos, sosissoro, noales che isusò la simpudile. Il robato de vida, dai gusammulinadas de búvora e aglio. Auve son fuidos. Ca, sos omine de zeru, d'ogni peruli san suttu. A s'amparu de Hamas e de Sira si son dados pro a vechere un'incrasa in il dato de paghe. Grazie Angelo, legge questa motivazione Clara Farina. Sa poesia Auve sun fughioso di Antoni Brundu nos dona una rappresentazione lirica comprida des al disaura al mannas de totus al guerras, finas all'ompere a diel de oe, a sol mortol de sa Palestina. Intro e battori strofas versos che ne rimas, autore resessi a impressare in sa mente in su goro de su leghidore, si spentuma che n'avundu de sodiu intre sus homines, a medio de immagines iboidadas, un ramo isfronzado, una bozza chi nottoru la piusu in su piuere. Si sepperu de paraulas asperas, atarzadas, zunghe de autenticitade a su compunimento, comente puru sol versos con su punto de pregunta, repitidos, a forza in su sentido de sanneu e de su luttu, in un'opera che intrizza memoria storica, critica sociale e sensibilità poetica. Consigna da su premio Clara Farina, ti pone a tribagliare Clara, te ne pazienza. Ti tocca da consegnare su premio pure, ma lo fa che scompiaghere con uno poeta de... Prego. Antoni Brundu de Orane, secondo premio della poesia sezione entregata a Antoni Sanna. Grazie ad Antonio e complimenti. E siamo su primo premio della poesia, sezione poesia, che io canno andata a una femmina, e fidora, che non sono mai da femmine che hanno vinto in ottieri. Una è in sa giuria, Anna Cristina Serra, e ora non fa che piacere meda a dare questo bello riconoscimento a una
poetessa manna che scrive dai canto vi pizzocca, este de Sardigna de Mesuna a Murgai, enite da una idichedda, unu trighinzu si narra di noi, da iscrocca e si narra da Teresa Piredda. Una femmina, è raro avere femmina vincere in ottieri, ma sicuramente essa è una femmina del Gabbale, o che non delea da pezzi su primo premio della sezione poesia, ma delea fino a su premio entregato a sul disterrato. Che essa è stata in Perugia, sì che è stata andata in Perugia da anni, complimenti Teresa, legge questa poesia e poi la motivazione Anna Cristina. Prego. Questa poesia. No, Teresa, scusa. Legge la poesia Anna Cristina. Prego. Sì. Aspetta, prima legge questa poesia e poi saluto. Di Antanau, casa vita esti amori, e issa amata. Di Antanau, casa amori e dolori, e po amori sun friata. Di Antanau, che canzone più bella sa nascinti dessa tristura, e issa cantata. Cantapo su mondo, quando accurata sfrorisi, con su pranto su e tutto. Cantà con delicatezza, quando ponia sa mesa, e sutti oggi, mensa ia, torrendo de scuola studiata a memoria sa poesia. Cantata in cresia, a paladessa altari, e possumari, chi non conosciata. I moi non canta prusu, casti ad essa ventana s'orizzonti su, oramai vertu, e nemosu, scipoita donnia notti, bestia de spigasa, tessi, tramas coloradas, sinnadas con sus essini, e duisiddata con su pettini, is canzoni non cantadas. E storia missa, una oggi de sirena, lampada de una luce azzurra, a cantau, disperata, poissa. Canto un gurtoso su in sa stula assoleata, anta vinci ancora sa scommessa. Sa poesia in Gurtosu, binche desa sezione poesia de Occannu, legge desa motivazione Cristiano Becciu. Sì. Dare oghe a su dolu de totus as feminas, torrendelu a cantu universale. Sa poesia in Gurtosu de Teresa Piredda si distingue massimamente per gusto, immagines e ammentos de sa vita de ogni die, sun portadas da sa autora in paraulas crispas, carcas, simbolo de amore e de sofferenza che naoghe, in moi no canta prusu. S'impreu de su versu liberu, sighidi e faghemanna s'intensitade de sos sentidos, fattendenos intendere ancora più beru su sono fungudu de un disisperu mudu, chi dimanda di via de potete essere cantato. Complimento mannos a Teresa. Su premio che è offerto dai su Rotary Club Ozieri Diego Satta che chiamiamo su sopra su palco e che renare due scoccieri. Sa binchidora deve essere. Saluti e trigo a tutti, gente mia. Deus è onorata di questo premio. Benvenuti in questo tabernacolo di poesia.
Toro grazie a Anna Cristina per questa strina manna che mi ha fatto. Perché in questo palco si sono stati assaggiai una cantesatra. E si sono una cantesatra di quasi 30 anni. Saluti a tutti, a tutti anni con saluti. Grazie a Teresa Pineda, consegna da suo premio. Diego Satta. Anna Cristina, in suo mentre scriveva in questa consegna, un'altra femmina, Fudora, Faremo la fotografia. Teresa Pineda, la Molnado, poetessa del valore, stata in Perugia, ma sempre con sa Sardegna e sa poesia sarda in suo coro. Un onore manno fino se proseida sua iscrocca. Grazie. E come Diego Satta resta dai noghe, che questo vizzino, Occanno, lei ha dato un altro premio di importo umano, che è il premio Città di Ozieri, che è entregato Donzanno a uno che ha dato lughe a Saidda e a tutta la zona che è in Ghirio di Ozieri. Diego Satta, che è tanto bene a leggere questa motivazione Marco Fenuti, un applauso a Marco Fenuti che è il segretario del suo premio di Ozieri. Mi deve tribagliare Donzanno per organizzare fa che tutto, mi va che piacere sia di noghe. Diego Satta nell'era da questo premio poi su chi ha fatto ha monnato in suo territorio Lunaro a Sozzovano che non si sono abbaidenne in YouTube customine este su chi ha dato valore manno a Sugardo Sardo, che è il bistato pro anno su direttore del glorioso Istituto di Incremento Ippico della Sardegna. Ma non ha fatto solo gusto, che esso ha dato gara a questa questione del biddas minores del Bidizzolo, che è il stato sindaco dei Tireddu, da sua pro 6 anni. E dunque è un piacere manno allo premiare OE e come Marco non legge questa motivazione. Diego Satta è il tuo nome de Gabale in suo territorio nostro. Nasce di Tireddu, una idea minore con parizzas testimonias archeologicas a Culzeuteri. Ha lavorato e acabato la carriera come direttore generale nell'Istituto Incremento Ippico di Sardegna e è stato sindaco di Tireddu per 6 anni, realizzando opere di imposto umano, compresa l'apertura di uno dei suoi primi musei archeologico e etnografico della zona nostra. Este finas giornalista pubblicista, collaborando con riviste ippicas nazionali e internazionali. Ha pubblicato parizzo liberoso e partecipato alla vita culturale e storica della zona di Ozieri e di Tireddu. Grazie. Ultimo a Salvatore Tanda del suo socio Beata Vergine del Rimedio che possa dare il suo premio, ma Diego Satta. E te che narrare questo premio, Boesi, dopo tutto questo anno? La prima cosa che devo narrare è che non mi lisetta io proprio, non avevo mai pensato a una cosa del suo genere. Finché sono stato abituato a lodare Dio, so premio, a lo consegnare, non a lodare, per esempio, in suo concorso di pittura in Bidda, in suo concorso di Nanneddu Chichine pro sa poesia, e in si sport, e finché in Chilivani sa corsa di Soccardo, quindi premio, dopo ho dato tanto, questa volta lo danno a me, quindi mi devono abituare. La prima cosa che sento di narrare è di dare grazie a chi l'ha proposto, ma ha segretato che c'è stato Marco, però finché a tutto il suo direttivo che l'ha accettato, credo che l'ha accettato con piacere. Prodotto
saluto e ringrazio il presidente Vittorio Ledda. E te voto aggiungere che vi deve da essere musere mia il sasero, finché si deve muovere in sedia a rotelle, però non si l'ha sentita su tempo su, non le piaghe dai fittimende de fritto. E comunque forse mette sigende in sa diretta. Che devo ringraziare ai Savuru che mi ha battagliato e supportato, mi narrei a toppo d'archivio, che sia sempre chi scende in nove e guardare tanta cosa. Per esempio, quando 40 anni fa che mi insegni in conca dei scrivere storia di Saida Mia, che nessuno la conosceva, e devo pure primo la piccolezza. Ma metto quanto mi entusiasmaia, quanto mi faceva da piacere quando leggia in questo registro della parrocchia, spassato da gusta mezzo svida, Salvatore Spiga, oppure quando appo battezzato a Giorgiana e cose del suo genere. Mi ponevano una ozza di indicire sempre di più. Gai ha provato in tante altre cose che ha scritto, per esempio, la storia dell'ippodromo, e chi la conosceva, e chi elichiada, che vidi sul re d'Italia, Vittorio Emanuele III, sa prima die che hanno fatto sul primo derby saldo. Quindi, pensando a tutte queste cose, uno va che donare, ma chissà, forse me lo merito pure, non dico. Basta denarre un'altra cosa proprio che pare un'eresia, si chiarimus. In 1975, io avevo 30 anni, 31 anni, e fui appena stato votato come sindaco. Fui a vinta su presidente della Vesta, della Sant'Ugiaco, e abbiamo organizzato una mostra di pittura estemporanea, mai do pittore in vita in ogni bicco facendo ritratto e facendo paesaggio. E abbiamo comprato sul primo premio, su quadro, sul primo premio, mai un quadro in una istanza del suo comune dei Tireddu, che in questo periodo noi abbiamo manco sa sede che ha due, l'abbiamo inaugurata 3 anni poi. Più di un scandalo, addirittura hanno scritto sul giornale che non bivinsa a Cadreasa in suo comune, però abbiamo comprato un quadro, abite si eserciano in suo quadro, sa gente. Pare di conto di babocco. Comunque, la finimo in oghe e buon ringrazio tutti, mi fa che me da piacere, però potevo narrare che a sia lanciare un premio facendo cose che mi hanno divertito, che mi sono piaciute e c'è su massimo. Grazie. Grazie a Diego Satta che bene di premiato da Salvatore Tanda, del suo socio Beata Vergine del Rimedio. Diego Satta, premio Città di Ozieri, Duamizza e Vintichimbe. Marco, una fotografia dove pure con Diego Satta. E Montimus a Maria Luisa Congiu, gli tocca ad attaccare questa edizione del suo premio, a proseguire in bellezza. Diego Satta, vincitore del suo premio Città di Ozieri, complimenti ancora. E tanto siamo a finale di questa manifestazione di Occanno. Maria Luisa piga sopra su palco e noi torniamo grazie a voi presenti, a su chi hanno pompiato questa manifestazione in YouTube, a suoi organizzatori, a suo presidente Vittorio Ledda, a suo segretario a Saggiuria, a Dino Manche, a tutto il giurato,
su augurio este de andare ad avanti e della vaghere sempre mezzo. Sono organizzatore, vos convidano a trattennere, si gustare un durche e non bibere una dasse in un pare. E tanto, grazie ancora a te Rosannoso, bollasso con Maria Luisa Congiu, a Binchidora del Supremo des Arte de Ozieri 2025. Grazie a tutti quanti. Prima di andare però un applauso lo faccio per questo da spiccinar bella in costume. Claudia e Marica. Primo de su do maggiore, uno sì maggiore. Ma l'estro. Ho modo di salutare in un modo, ma se ti sta innanti, in altro tempo si andavo di più salutare in questo modo, in questa tonalità, è diversa. Prima di mi avviare, ballasso su coro in prenda, non ti adesso me allontanare. Quando sono schida, una o che intendia, viene armonia, una o che è tanto rara, che in ogni momento fa che compagnia. Ma scomprido, ma spassato, amore maldato, affetto, allegria, così zol buono sprosighi raffane in sospasso de questa vita. Ma il suo caro ti intendo costante e mi fa che sei compagnia. Sapere la più bella e su mondo nero che è il mamma e mamma stella rara, ascolta su chi ti naranco stallaras. Oh mamma stella rara, ascolta su chi ti naranco stallaras. Su di zucchi e te ne mamma nuova a piangere mai. Issa so che sincera e s'amore chi le fia donzi dolore. Ma se ti mancasse mamma, mancari a cent'annos su dolore smanno. Non passa d'ora né mese né anno se ne invocare mamma mia. Ma il su che l'ultimo costante e mi fa che sei compagnia. Da esa volta celeste serena tue mentita saffia. Mamma stella rara, ascolta su chi ti naranco stallaras. Oh mamma dai che lui intende, s'amore chi come proteso cantare.